Vi è più comodo? Stanno attraversando la domenica, ho detto. Prima Ho che detto, hai mi detto auguro. buon sabato, buon lunedì. Beh, Vabbè, sono tutti domenica. intenti alla lettura. No. Mi auguro che la domenica la stiate attraversando. Sì, non stai a copiare. Ehi. Notizie No, tue. sì, no, siamo qua insieme con Vito, noi delle Bronze Querte. Stiamo ospitando. Siamo in 4. Siete in 4? Gol contro figure per D'Adrio. Ma io stamattina che avevo 2 quasi 8 adesso. Madonna. che effetti Insomma, speciali. la prossima volta Vogliamo stupirvi con i nostri effetti speciali. la nostra non è scienza, è scemenza. Fantascienza. E simpatia invece. Beh, insomma, dai, Ecco. stiamo facendo. Abbiamo ospite Vito Monaco. Sì, qua, grazie. Infatti, fa finta che sia casa No, tua, io nipote. sono parla ospite pure vostro. se vuoi dire qualcosa. Ma è un piacere essere un vostro ospite, quindi mi trovo Pensavo che bene. mi portare a casa una volta a mangiare e mega costa un franco, però insomma. Cioè, il megadito, vieni là, stai qua dai 7 e 8 e qua se vedi 9 siamo ancora qua. Vito mi ha detto anche da mangiare a mezzogiorno. Sì. Perché io ho detto che dovevamo fare un po' di animazione. Sì, rianimazione. Rianimazione, bisogna Sì. rianimare anche le persone. Stiamo facendo compagnia. Sì, Oggi è sì. domenica, tantissimi ci seguono non soltanto per televisione ma anche per radio e ogni tanto vale la pena anche fare una trasmissione leggera. Certo. Non Leggera necessariamente- giustamente perché non vogliamo diciamo, Soft, diciamo. soft, però con quel giusto pizzico di ironia e anche Certo. no, perché ne sa solo che per Mone Sì. No, no. Insomma, un pizzico di ironia Sono fatti di vita vissuta. fatti, siamo fatti fatti strafatti proprio. no altro che Io vorrei ricordare una cosa, Guarda, anche gli amici professore, chiamano. Era un professore quando avevi Sì, grazie, quando parli di occhiali. Ma perché fino per adesso proprio Ascoltami, lo dico adesso, lo dirò anche più avanti per tutti gli amici che amano la musica lirica. Vorrei ricordare domenica 12 novembre che c'è la Bohème di Puccini al Teatro Verdi. La Bohème. Quindi credo che debba essere una cosa vista un po' da tutti. Che ne dite? La Bohème? no, C'era- pensavamo sì a che cosa? no, va avanti con gli appuntamenti. No, il direttore sarà Bruno Aprea, Giuseppe Marotta, regia di Bepi Morassi, interpreti principali Sartori, Neil, Di Siena, Yamasaki, Veccia, Kim, La squadra di chi? La nazionale sta qua. e alle ore Yamasaki, Vecchi. ci sarà poi la replica il 14 e il 16 Che replica. alle ore 21, replica sì, il giorno 14 e Per 16. chi invece Quindi che la non, Bohème. la Bohème. Per chi non piace la lirica invece Vieni a vedere- 4 e 5 novembre Bronze Esatto. Querte a Teatro Teatro Antoniani. Antoniani. Ma non 4 vogliamo- sabato sera e 5 C'è domenica telefono, c'è pomeriggio. telefono. C'è telefono, Ci già sono pronti. telefonate, direi di aprire le linee subito, cerchiamo di fare Apriamo una le linee conversazione, che qua- anche perché se noi dovessimo far vedere qualche immagine, facciamo vedere questa di D'Alema, cosa sta facendo? Sta mettendo a posto No, da lei, ma buttande. se trio toccarsi una certa E sei rimasto in braga del te anche da Dai, io stavolta Tira guarda, calci da palle e insulti i ferro giornalisti. perché è una dritta. C'è una Ah, sì. telefonata poi. Non so. Pronto? Ci deve avvertire il nostro regista se Ecco. c'è una telefonata. No, appunto. E poi appare la lucetta. Pronto? Montina. Mancuso, sapete che Mancuso ha detto che Scalfaro comanda e Dini esegue? Ah sì? Eh sì. Beh. C'è stata un'intervista al Guardasigilli destituito che racconta anche di 2 riunioni a Palazzo Chigi sulle quali il governo impose il segreto. Pronto? Pronto? Pronto, parlate con me? Sì, parliamo con lei. Sono Renata. Ciao Renata. Ciao Renata. Buongiorno. Da dove Renata? Da Verona. Da Verona. Finalmente ha invitato 2 persone serie. Oh. Finalmente. Serio nel senso che siamo Facetti. facetti oppure Serie fuori dalla politica intendo. brava? Ecco. Dimmi. E niente, stamattina mi sono alzata proprio con il Apposta. morale giù. Col piede giusto. Me l'avete no, col morale giù, me l'avete Ah. tirato su. Sì. Go caro, Sì, sì. perché di solito questo è quello che dovrei dire tutti quanti la mattina, svegliarsi col morale su. Go caro, sì. Dimmi, cara. E anche perché in questo periodo sono piuttosto nel senso che lo sapevi che al 2 novembre ricorri morti. La ricorrenza, sì, però non speriamo che vogliamo. vinca Menono, l'ha detto qualcuno. I santi. Sì. Ascolta me, No, ma sì. no per niente, però spero che cioè te mi dice ma per dirmi sta roba qua, ma No, dai, siete troppo forti, siete troppo forti. invitane a Verona, veniamo anche a Verona, Ma a me mi piaceria ascolta me. vederne.
Ciao, ma come sai che si chiamava quella di prima di Verona che cazzo mai? Sì, mettivi d'accordo tra voi, fai un gruppo. Germana, Vabbè. Germana. Vabbè. Germana. No, volevo dire un'altra cosa, Dimmi. voi siete comici del Veneto, conoscete anche Pugliero? Roberto Pugliero. Cosa vi sembra di lui? Bravo. Simpatico, Bravo, vero? tu capelli lunghi però. Sì, un po' mazza. Lui ha te si capelli. Soprattutto qua davanti, e adesso finalmente puoi dire una parola in piazza. Sì, dopo un'altra cosa, stamattina hanno detto, no, che a Verona dicono le bronze, no? Sì. Verona Nord dicono le brase. È bronze, Sì, è perché un'altra roba. Verona Nord e Verona Sud. Perché, scusami un attimo, che differenza che sei? Che vuoi il passaporto dal Che nord al differenza sud? del dialetto, sì che vuole il passaporto. Sei meridionali questi. Che meridionale. Sì, Anche come me. Vito, come Vito. No, Vito ormai lo abbiamo naturalizzato. Grazie. Scusa, forse bisognerebbe passare. Di cosa? Pronto? Perché c'è una- Grazie all'amica di Verona Renata. Ciao Renata, un Cerchiamo bacio. anche di dare. So che continua a squillare il telefono. Roberto, sei vivo? Che succede? Che Chi ti che è? sei? Pronto? Pronto? Sì. Sì, sono Antonio da Monfalcone. Buongiorno. Monfalcone. Buongiorno. Anche a me so di Monfalcone, so bisiaco. Ah. Giuro, guarda. Sei tu del Monfalcone, io so che è Mono invece. Dimmi. Senta, volevo dire, no, in merito a questa votazione che Ma è parli stata tu per la italiano o parli tu fiducia, no? indietro? E diciamo così, ho sentito poi la sera prima i pianti di questi comunisti, diciamo così, Sì. no? Di questi di rifondazione, Eh. con Bertinotti, no? Di non votare per quei fascisti qua e là. Io pensavo che questa roba fosse finita da tempo, cioè il fascismo, il comunismo. Ma non c'è più il fascismo. No? Adesso che sei è a par condicio, no? Ecco. Cioè, ti sai che sei a par condicio? Ma ho detto sì. anche a Fini Sì, che non c'è più sì. niente, non c'è più il fascismo, non c'è più la destra si è cambiata. Ecco. Basta con l'olio di ricino. Ecco, Per le Gutalax. ecco, questo volevo dire. E poi ce l'hanno tanto contro Berlusconi. Loro perché ce l'hanno tanto contro quest'uomo? Perché sono invidiosi! Sono invidiosi. Invidiosi! Sicuri i comunisti, diciamo così, i progressisti hanno vinto perché loro hanno Scalfaro dalla loro parte, i giudici dalla loro parte diciamo, nel Parlamento sono in più c'è la Lega e quegli altri cespugli che sono dei piccoli cespugli, e poi vogliono tornare alla vecchia partitocrazia, alla vecchia democrazia che era una volta. Diciamo così, la dobbiamo finire questa roba. Sì, La sì. gente ha votato per avere il cambiamento e adesso ci troviamo che quelli che hanno votato per diciamo così, il nuovo, per il centrodestra si trovano all'opposizione. Ma insomma, questa roba quando finirà in Italia? Chi lo No, sa? questo è quasi un dubbio in marzo, analitico. in marzo. È possibile che è stato, per esempio, è stato allontanato il ministro Mancusi, il ministro di Grazia e Giustizia, per aver fatto il suo dovere? Quando finiranno queste robe in Italia? Quando Scalfaro andrà via e dirà dove sono andati a finire i soldi del SISDE? Vabbè, questa è una Ha vinto è l'altra amletica. sentenza. No, me l'ho sentenza. No. Cattivo sto qua, ciao. Madonna, mia. Pronto? Pronto? Sì, Chi sei buongiorno. questa qua? È una che una volta mangiava il gatto. Ah, e sì, adesso Vic- dopo era te. Vicentina anche a te? Oppa. De dove? Vicentina detiene. Detiene. Tiene bellissimo teatro, noi altri veniamo ogni Bellissimo. anno volentieri. Rinnovato, bello. Esatto. Però adesso sono veneziana. Ah sì? meglio Lei siete ancora. dove? Campolungo Maggiore. Come è che fa chiamare veneziani a Allora, Campolongo Maggiore? scherzito. Campolongo Maggiore, se è stesso Periferia di paese... Venezia. Se è stesso paese de... Sì. È libero? Libero. Libero maniero? Sì, bravo. Come capito? Ascolta, volevo drammatizzare che il 2 di novembre, perché mio figlio è nato quel giorno a Poire. Esiste un lieto evento. Esiste un lieto È evento? nato un cristiano, è il giorno dei morti. Eh. E ora non stiamo a dire proprio il giorno dei morti. No, è il giorno di tutti i santi intanto. No, così. sono proprio i morti il 2. I santi dell'1. Ah sì, vero. Tutti i santi il primo novembre. Infatti tutti quanti si ricordano, il mio telefono e mi fa tanti auguri che il giorno è. Va bene. Va bene? Va bene, ciao. Auguri, buona, bellissima trasmissione, arrivederci. Grazie ancora. Il merito è No, sempre è del sua prossimo governo. trasmissione, No, sempre la vostra, grazie. Pronto? Buongiorno. Chi che sei? Senta, Chi sei? dovete venire per fatto là che ho visto delle votazioni l'altro giorno.
non vi pare in confidenza che siamo a tornare Sì, qua in al confidenza. governo dei ladri? No, altri poveri operai, se fossimo intelligenti, no? A guardarissimo che ha vinto, vorrei vincere, che a cavolo di sinistra di D'Alema, che a faccia da ipocrita, con tutte a suo grinca. E dopo, no, quando chi era opposizione, Iuri, non vedeva mica cosa che faceva la democrazia cristiana, cioè li poteva vedere per chi mangiava insieme. Troviamo in conclusione, no? Guardiamo chi è che ha fatto tutte le truffe che ha e all'impice, tutte che boiate. Chi è che ha Non fatto? era Iuri. Insieme con la democrazia. E adesso vuoi parlare tanto Iuri di democrazia? Ah, non so se non altri poveri disgraziati dei operai che abbiamo a fare tutto in giro così. E dopo abbiamo Bertinotti, aveva un po' di fiducia. E io che tradito gli operai, peso e tutti quanti. E l'ha fatto finta far da vedere che gli era con gli operai, perché poi Iuri che vorrei avere ancora un po' di fiducia di questa Italia. E invece mi pare che sia ora chi si svegliasse perché metto in giro per tutti i cantoni. Tasi va. Dopo con Berlusconi Come e tasi Fini qui anche che era prima. No, voglio dire, Garazon. No, ma scusa un attimo, Sì, adesso mi ma- diria... Ok, grazie intanto, grazie per grazie, scaduto il grazie. termine. Se il momento che abbiamo detto che abbiamo parlare mai di uno, parla mai di capo, perché come che dice? Che se la... Par condicio, Ecco. bisogna fare a par con... Se puoi parlare mai solo che di comunisti, solo che... Pronto? Telefono da Verona, mi sono... È il terzo veronese. Ciao veronese. Ciao Vero, Come scusa sei un tu? attimo. Domanda che a tutti quelli che sta telefonando stamattina, Sì. se hanno in mente che noi altri vuoi mettere tutti nei stadi come in Cile, con Pinochet. Sì. Mi pare che sia una alzata in questo periodo qua, Sì. contro qui che tutto sommato è tutta gente che ha sempre lavorato, è tutta gente che si è sempre dato da fare perché le robe le vaga bene. Non capisco mia cosa è tutta sta menata. La menara, se una menara, La menara cosa vuol dire? Ascoltami. Cioè, hai ragione, se Dio no. ci passa tutti con... Esatto, tutti quanti infatti bisogna dire, questa è la terza volta che cerchiamo di dirlo, che se La par condicio. Parliamo, bisogna se te parli mai di uno, bisogna che te Bisogna parli parlare mai anche di di altro. altro. È una roba che ha detto a Roma, chi ha inventato Dove? a Roma. A Roma. Che sempre, A Roma che inventa questa è roba. sempre a Roma che si inventa. Ma la roba. fammi una carità, sta roba qua che inventano altri veneti. A Ravicenza, se miei anni che dice che i magna gatto e dice boom, parco niccio. Cos'è? Questo è- Pensati, e se mesi che andiamo avanti questa roba. Dove sei che ha scoperto Tangentopoli? Dove? Dove? Qua nel Veneto. Qua nel Veneto. Come è che si dice in dialetto mani pulite? Manette! Manette si dice. Pronto? Chi sei? Pronto? Chi c'è? Parecchio. Cadè. Tu. Chi c'è? Pronto? C'è par paura. Buongiorno professor Vito Monaco, Buongiorno. e a lei do il buongiorno in lingua e buon sequerte do il Chi sia su qua? buongiorno in dialetto. Lieto. È Roberto. Ah, sei Roberto? Sì, Roberto. Sito Roberto? Sì. Ciao Roberto. Ciao. Te conosco anche se te vuoi fare a voce camuffare un Tanto Comunque ringrazio perché è bello svegliarsi al mattino e sentir parlare di politica in questo modo. C'è un Monteghetto che ti parla in dialetto, scusa. No, ma mi rivolgevo al professor Vito Monaco. Ah. Sì, vero? Cioè, quando che Non va parlano bene. io parlo in italiano, con cioè, altri beh, ne tratta permettesi. direttamente in dialetto. Non va bene così. No, perché se vuoi che parla così al professor Vito Monaco, parlo anche così proprio con Padovani. Sì, diciamo, no, beh, parla a Boara. Parmetelo a suo agio, Ecco, come volevo con due chiedere G. al professor Vito Monaco Sì. di ripetere Queste esperienze. la presenza del Bronze Querte, perché sentire finalmente parlare di politica da tecnici è il non plus ultra. Grazie. i tecnici sono- Scusami un attimo, come sai che ti ha detto Zel? Il? Prego? Cosa sei questo qua? Il non? Plus ultra. No, perché Non pensavo plus. fosse una supposta. Il Plus ultra, plus ultra come no, scherzo. L'uni plus ultra. Ecco, mi saluto, vi ringrazio, spero vedervi spesso, e appunto per questo allora ritorno per Così una petizione, ragazzi. Grazie. Ciao Roberto, grazie. Vieni ai nostri Buona spettacoli. giornata. Ciao Roberto. No, ma Pronto? sicuramente fare... Pronto? Pronto? Sì. Madonna, dove è sito?
Sono da Bruniera. La Bruniera! Perfetto. Dove sei? Cioè, ma c'è mi dal telefono non si to fuori a guardare a porta perché se mi si entra e reccia fuori per fuori. Chi sito, dimmi? Allora, sono da Bruniera e mi vuoi farti una domanda? No? Roberto hanno suonato, perché tutti i governanti della sinistra da su col nord-est che lavora 10-11 ore al giorno e si dà da far per guadagnare il pan. È il pan e per mantenere tutti, vero? Ecco, perché che là su tanto? Che? Perché che là su a morte con chi che lavora tanto? Cioè, non so, bisogna che ti domandi, ora noi lavoriamo, noi siamo di quei che lavorano, non è che siamo quei che... No come che Sofio che staria ore e ore a guardare il lavoro. Lei è appassionato? È affascinato dal mondo del lavoro, sì, lo guarda sempre. Ore e ore a guardarlo. Pronto? Buongiorno. Chi sei qua? Gianni dei Colli. Gianni. Da? Dai Colli. E cosa sei, un paese? No, siete che ai Gobi. Gianni dai Colli. Cioè, pare nobile, dai Colli. Caro Vito, complimenti, te fai due persone simpaticissime intanto. Grazie. A parte questo che mica il programma là in casa. Sì. Ma te mangiavi sempre però Vito ti. Come? Sempre di mangiare. Se io? No, poco. Loro mangiano, loro. Io No, c'era Remigio qua che è un grande... non parliamo di Roberto poi. La verità è questa qua. Vito, o che mi porta su poro can. Da dove? Da niente. Da dove Bari, devi portare? Da Bari. E che ha patito tanta fame, tanto che... E che ha visto poi in Tina non capiva più niente. E spessatino, i risi e visi. Matto, pazzo. Ecco, mi volevo dire una cosa. Per par condicio, no? Bisogna ringraziare ufficialmente la Lega. Bravo. Perché a Cadà lavoro a Padova adesso. E già il foro Boario è chiuso. Lo sapevi, no? Che è chiuso perché non così più vacche. Cosa che ha inventato la Lega? Demarchiare i extracomunitari. Quindi portiamo tutti quanti là al foro Boario a fare il marchio. Perché è già diventato un tipo di lavoro, no? Ascoltami. A parte che quello è testa sto discorso. Però si può occupare chi spazzi vuoti per fare i marchi. Ho sbagliato. C'è un'idea di occupiamo il foro Boario in questa maniera qua, capisco? Potrebbe essere anche qua che mo trovare un posto dove mettere. No, dai, scherzi, dai. Gianni, grazie Gianni per questo intervento un po' cattivelle, insomma. Pronto? Sono scatenati anche perché le Pronto? Che succede? Quei telefoni stanno impazzendo. Pronto? Chi sei? Da Treviso. Da Treviso? Sì. Come sei stato? Tony. Tony? Sì. Tony, e ora? Mancava Tony. Vuoi dare una risposta ai signori che parla prima, quelli che ha detto che il Veneto mantiene tutti, se è vero, se è tutto vero. Sì. Mi avrei una proposta per questo governo disgraziato, perché diciamo disgraziato, e mi mena per i versi. E mi fa sempre lavorare e pagare sempre avanti, manteniamo tutti, e già solo che passo carreghetta massa, e fa finta, fa baruffa, fa questo, fa quello, e così inutile, ma mi mena per i versi, bisogna che siamo stufati. E per sistemare questo governo che avrei una proposta da fare. Ciappali, mandali tutti a Moruroa e a bomba invece muore là sotto, muore là sopra. E chiamiamo qua 10 tedeschi in un anno e mi sistema tutti. Questo è il sistema che vuoi passare all'Italia, non è altro. E mi scusa, buongiorno. Buongiorno. Cioè, se pa il Mururoa e i tedeschi qua. La regina italiana del rhythm and blues si è dedicata per molto tempo alle canzoni di oltreoceano, a questo genere musicale, legata per parecchio tempo anche alle esibizioni di Louis Armstrong, certamente le ricorderete. Il titolo della canzone qual è? È chilometrico, di moda quindi, come i film. Se non fosse tra queste mie braccia, lo inventerei. Di Beretta Suligoi, dirige Bill Conti, canta Lara St. Paul.
ecco, manco adesso vi vedo. Sono Mary dei Colli, vi saluto. Anche a me. Anche è tornato adesso l'immagine, Sì, è tornata. È stato un momento svenuto. Ma sono loro perché Ascolta Vito, che manca solo che Lino Topaola. Faremo una grande cosa. Faremo una grande. E invitiamo anche a Lino. Mi penso che si vengono voi altri a Montemerlo, all'Arena di Montemerlo. Sì. Ecco, vedi. Dimmi voi più a Montemerlo, il prete se ga in casa. Ogni modo mi vengo a ascoltare i piani superiori, adesso so qua che mi addestro con le pentole, spero che sia una buonissima giornata come che e cosa fai del buon? Gnocchi con la zucca. Gnocchi con zucca e dopo l'umido, ho già messo su tutto. Mary dei Colli? Sì. Dove aspetto che veniamo anche fra un'ora? Guarda, volentieri, solo che bisogneria che avesse aumentare le dosi delle patate perché è un'altra volta. Altri. I gnocchi siamo già. Bravo, grazie. Cosa è successo? È caduta la linea? Chi è? Cosa è successo? Padova. Pronto? Roberto da Padova. Scusa un attimo, perché noi altri veneti quando parliamo questo... tutto ligato, tutto in baio capo. Faremo come che si chiama Roberto? Dimmi. Come che si chiama che il frutto che quando che tu mangi ti liga il bocca? È il caco. Il kiwi. Il caco. Il kiwi. E poi io sto il caco. Faremo tanti macachi. Macachi fatti. Dimmi Roberto. Siete molto simpatici. Adesso comprerò il vostro CD perché mi piace una fiaba. Compra il CD. No, magari se consuma uno. Ma che non mai per dirmi questo? No, non so che sia tanti gruppi in giro, comunque no, abbastanza bravi. Adesso parlando seriamente che gruppo sanguigno? Siamo uno dei gruppi storici che ne sa pochi e speriamo che finalmente venga il momento anche dei altri veneti. Perché chi sei? Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno simpaticissimi. Buongiorno. Mi sono Maria Pia. Da dove? Maria Pia, non sono Magnagatto, ma sono a Magni Turclen. Turclen, sei bolognese. Magni Turclen, sono pugliese. Come si dice bronze querte a Bologna, sai? Come? Bronze querte. Bronze querte, ad Alto Brise. Non lo so. Comunque, se volete sistemare il nostro governo, bisogneria, perché voglio imparare anch'io il vostro dialetto, che è 3 anni che abito qua a Padova. Te faccio dei corsi di slinguaton. No. Avete presente le mazze da golf? Sì. E le palline che mette? Se ci mettessimo tutti quanti con le mazze da golf, andar là a far giubbotte. Poco che vuoi qui da baseball. Ecco, proprio da baseball. Comunque, vi ringrazio della vostra simpatia da stamattina alle 7 che vi guardo, vi ascolto e mi avete rallegrato la domenica subito dall'inizio. Compra il CD che intanto... Pronto? Sì. Ecco, buongiorno a tutti, sono Silvana. Ciao Silvana, ma tutte donne, hai visto? Vito. Che ignaro. Stamattina... Stai attenti una cosa. Sì. Non so se Remigio e Roberto mi conosce perché faccio parte della famiglia. Non occorre che vi guarda, vi sento abbastanza per telefono quando che mi dice a me. Chi sei? Sua mamma. Sua madre del tecnico sta qua. Ascoltami, come stai il piccolo? Mamma di Luca. Come stai il piccolo? Senti, il piccolo si letto. Ecco, però vi dico una roba. Oggi che andare a pescare e ora si deve preparare. Comunque vi dico una roba. Nonostante vi conosco da tanti anni, mi ha fatto ridere tutta stamattina. Giura? Ecco, ma che ora è che tu ne vedi? E ora buona giornata a tutti. È il rosto che ti ho messo su. È il rosto che ti ho messo su. No, che non ho rosto. Puoi estreo? Ancora roba ai ferri. Scusami, roba ai ferri che sei un maglione, un cardigan. Ciao. Pronto? Vito? Ehi, dimmi. Hanno chiamato delle persone 65233 che vorrebbero sentire almeno una canzone delle bronze quarte, visto che prima ne abbiamo fatte sentire 3 e adesso nemmeno una. Allora facciamo sentire quella di Tony, Facciamo ascoltare Tony e il Pomaro. Tony e Pomaro. Tony. Ci salutiamo su queste note. E ci salutiamo su queste note. Ciao a tutti. No, intanto ancora mattina. No, siccome alle 9:20 purtroppo dobbiamo chiudere. Ecco, mandiamo pure la canzone, loro fanno l'imitazione, dai. Io vi saluto, mi auguro che sia stato il vostro gradimento questa mattinata
e ci sentiamo domani mattina. Domani mattina parleremo di problemi un po' più seri. Oggi abbiamo scherzato e domani parleremo ancora di politiche. Facciamo vedere adesso Le Bronze Querte. Che andava a par miracolo e correva avanti pare a strada tutte le femmine chi lo aspettava e il geronesto Tony vendeva i pomi. Andiamo ancora. Appuntamento a tutti quanti il 4 e il 5, fermo come ebrei, 4 e 5 novembre al Teatro Antoniano con la presentazione del nuovo ufficiale CD. Del nostro CD, un recital fantastico, sabato sera alle 21, domenica alle 4 del pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.